Prima gara del 2018 per i biancocelesti del Sassari Calcio Latte Dolce che alla ripresa della stagione agonistica dopo la breve pausa natalizia si ritrovano ad affrontare il derby tutto sardo con la Nuorese. Mister Massimiliano Paba getta subito in mischia Patacchiola, schiera Fideli sulla fascia bassa e in attacco conferma fiducia a Palmas supportato da De Martis e Usai. Le due squadre faticano a trovare sbocchi e a costruire azioni degne di nota, si gioca principalmente a centrocampo. Al 10° minuto del primo tempo la punizione di De Martis finisce in corner deviata dalla difesa nuorese. Sugli sviluppi il colpo di testa di Patacchiola finisce out, mentre la tifoseria organizzata della Nuorese mette in scena una pesante contestazione all'indirizzo della dirigenza barbaricina. Giallo a De Martis, Palmas prova a sorprendere Carboni dalla lunga distanza, poi sugli sviluppi la staffilata di Usai esce al lato della porta avversaria. I biancocelesti ci provano ma i tentativi non hanno fortuna. Al 32° Cissé calcia da poco oltre il limite dell'area di rigore, Goi attento e alza sopra la traversa. Garau salva di piede su Cone, la Nuorese si fa pericolosa. Bella azione Palmas Ruiu con cross liberato in corner dalla retroguardia della Nuorese. Sugli sviluppi ancora la difesa a spazzare ma la pressione dei padroni di casa torna a farsi sentire. Un minuto di recupero e termina il primo tempo 0-0 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Nuorese. Nella ripresa una bordata di Usai non trova lo specchio della porta. Al quarto d'ora del secondo tempo l'inaspettato e incredibile Gungui cade a terra convinto di aver subito fallo, tocca la palla con le mani e l'arbitro indica il dischetto. Usai sulla palla e vantaggio bianco-celeste, 1-0 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Nuorese. Doppio cambio per gli ospiti dentro Veracchi e Infante. Un Usai ancora ispirato sulla fascia destra ma il passaggio non arriva a destinazione. A seguire Bianchi espulso per doppia ammonizione. Dentro Masala, Fideli sfodera un gran tiro che porta il Sassari Latte Dolce vicinissimo al raddoppio. Cambio e applausi per Capitano Usai. Poi fiato anche a Fideli con esordio in bianco-celeste per D'Aleno. 5 minuti di recupero concessi, Veracchi impegna Garau e finisce 1-0. Il Sassari Calcio Latte Dolce, seppur in inferiorità numerica, prosegue la sua corsa.